Alberto. Grazie. A gennaio in 2 diversi supermercati, a Selvazzano Dentro e a Treviso, l'intervento dei dipendenti del gruppo Ali ha salvato la vita a 2 clienti colpiti da arresto cardiaco. L'azienda ha quindi deciso di premiarli con un encomio, in entrambi i casi determinante la presenza del defibrillatore e la capacità dei dipendenti di saperlo usare. Noi oggi abbiamo formato circa 450 persone che quindi garantiamo la presenza sempre di qualcuno che abbia fatto il corso e quindi possa utilizzare il defibrillatore in tutto l'arco della giornata. Oltre a quello noi ovviamente facciamo anche i corsi per il primo soccorso, perché anche quello è estremamente importante. Il primo soccorso è una cultura, no? Che la cultura della formazione per il primo soccorso insieme al sangue freddo, a prendere la decisione giusta in pochissimi attimi, ci ha dato in questo caso la possibilità di salvare 2 persone. Una lettera di encomio è stata assegnata anche all'assistente capo di polizia Diego De Santis, anche lui pronto a prestare soccorso durante uno dei 2 malori. La formazione del personale e della cittadinanza è fondamentale e permette di acquisire competenze che realmente salvano vite umane. È la prima volta che è stato usato, che l'ho usato, e anche da parte dei miei colleghi. Ero calmo perché grazie al corso sapevo cosa fare.